Una partita bifronte, un primo tempo privo di emozioni, con diciamo, una situazione molto equilibrata, direi troppo equilibrata, dove chiaramente si intravedeva che la paura di perdere era nettamente superiore alla voglia di vincere. Sta di fatto che l'Udinese è rientrata in campo il secondo tempo, direi sotto ancora sotto l'influsso ancora di questo atteggiamento, mentre il Bologna è partito a razzo e immediatamente è andato in vantaggio, trovando una difesa impreparata e direi sotto l'aspetto dell'attenzione molto disattenta. Poi il Bologna ha imperversato ancora per un 5-10 minuti, senza creare vere e proprie occasioni, ma con delle buone opportunità se l'ultimo passaggio non fosse stato sbagliato. E poi è venuta fuori l'Udinese, ha preso in mano la partita, ci sono stati dei cambi azzeccati perché coloro che sono entrati hanno fatto quello che dovevano fare. Totò Di Natale ha fatto raggiungere all'Udinese il pareggio, 5 gol in 8 giorni, da una domenica all'altra, non sono niente male, che hanno fruttato all'Udinese 5 punti. E poi Totò Di Natale ovviamente è stato risparmiato con il pensiero allo Young Boys. Purtroppo l'Udinese soffre di questo fatto quando alla partita infrasettimanale tende a giocare la partita precedente con il pensiero della partita che deve seguire, invece bisogna giocare partita per partita pensando solo a quella partita. E sta di fatto che i giocatori che sono entrati parzialmente hanno risposto, come dicevo, alle aspettative, hanno dimostrato freschezza, voglia di fare e pertanto direi che la scelta per giovedì si allarga leggermente, sempre tenendo conto che alcuni sono fuori dalla rosa per la UEFA. È importante che in questa partita l'Udinese abbia ottenuto un risultato positivo, era una partita delicata, prima appunto di questa partita di Europa League a cui vediamo sia i giocatori sia il tecnico che la società ci tiene molto, pertanto io penserei che da quest'oggi si pensa allo Young Boys e poi finita la partita con lo Young Boys non c'è tanto tempo e si penserà alla trasferta di Verona contro il Chievo. La squadra ha dimostrato di avere un buon potenziale, di avere un numero, direi, piuttosto largo di giocatori papabili per poter giocare e far rendere bene questa squadra. Direi che il tecnico forse recupererà qualche giocatore, per cui le cose si stanno sviluppando in un certo modo, perché anche gli infortuni e la squalifica di Danilo insomma, è scontata e pertanto rientra un giocatore che quest'anno non ha fatto grandissime cose, che però è molto importante nell'economia di questa squadra. Io credo che vada incoraggiata perché quest'oggi, dopo appunto aver subito la rete, ha avuto un'ottima reazione e quindi questi giocatori possono anche sul piano fisico, quando hanno il morale saldo, ottenere ancora delle buonissime cose.